Cari telespettatori, ben ritornati, buonasera a tutti, buonasera anche ai nostri ospiti che ci supportano anche in questa occasione e vediamo subito il tema che andiamo a trattare. Parliamo di legalità, anzi di illegalità estremamente diffusa. Il tutto lo spunto parte, a parte dai fatti del quotidiano che vengono lamentati da tanti cittadini che purtroppo dei quali le cronache abbondano, ma dalla giornata della legalità, terza giornata della legalità che è stata organizzata da Confcommercio a livello regionale e poi nei singoli territori è stata coniugata a vario titolo. Coinvolti cittadini, non soltanto imprenditori, commercianti, professionisti. La percezione dell'illegalità diffusa che parte dall'abusivismo ai furti, taccheggi, atti di violenza, contraffazione e poi quanto altro vogliamo mettere è estremamente forte, estremamente sentita. Abbiamo delle percentuali molto alte. Dall'altro sembra che invece i fatti reali perpetrati ai danni delle persone siano diminuiti nel tempo, almeno i reati più gravi. Ma è realmente così? E quanto conta la percezione di sicurezza o di insicurezza che ha il cittadino? Quanto questo va a compromettere le attività produttive? Lo vedremo insieme ai nostri ospiti. Un altro aspetto molto importante è che comunque questa situazione provoca dei danni, perché poi non pensate che il tutto passi così senza nessun tipo di peso, perché sono costati questi atti di abusivismo, contraffazione, taccheggio 27,1 miliardi nel solo 2015, azzoppando affari di negozi, alberghi e commercianti. E la criminalità ha fatto spendere alle aziende per ferimenti, assicurazioni e spese difensive 5,7 miliardi. 263.000 posti di lavoro fatti perdere dall'illegalità. Non sono numeri di poco conto. Ne parliamo con i nostri esperti, con i nostri ospiti che un po' rappresentano a vario titolo chi vive la realtà del quotidiano e quindi Edison Mariva, consigliere delegato di Confcommercio Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, rappresenta buonasera. Commercio, Servizi e Attività Turistiche e ci presenta congiuntamente con Enrico Baggio, vicepresidente Ascom di Padova, buonasera, la ricerca che è stata condotta da Confcommercio che ha dei numeri purtroppo molto preoccupanti. Abbiamo poi Cristian Ferretti, segretario provinciale del SILP di Padova, grazie anche a lei. Forze di polizia sostanzialmente, sì, sindacato delle forze di polizia che sono coinvolte perché poi se mancano le forze dell'ordine, se ce ne sono poche, ce ne sono troppe, le cose cambiano leggermente, è vero o no? Sì. E capire in che situazione voi vi trovate, quindi se riuscite a presidiare o meno il territorio. Adesso poi siete stati accontentati perché il governo Renzi vi ha gratificato abbondantemente, quindi vedremo insomma la vostra soddisfazione a proposito. Non so, io ho avuto dall'altro sindacato di polizia delle lettere molto poco contente, ma vedremo la vostra situazione. Danilo Toccane, segretario regionale dello SPCGL del Veneto. Buonasera. Grazie anche a lei perché SPCGL sta lottando contro le mafie, contro l'abusivismo, sta cercando di fare una campagna per la legalità. Ci riesce o non ci riesce, però intanto qualcosa, quando si parla di educazione ecco, quello lo state facendo voi. Luigi Sposato, sempre presente, presidente di Eurointerim, cittadino che nel frattempo ha subito furti oppure no? No, per il momento non trovo il ferro per il momento no. Però, però sto attento, sono prudente. Ecco, esatto, quindi non vive tranquillamente. Poi ben arrivato Nicola Rossi, presidente Confesercenti di Padova, che da tempo memorabile, urla e lamenta questa situazione. Poi vedremo il territorio di Padova dove c'è tantissime aziende, tantissimi negozi, attività produttive, come ne sta risentendo. Bruno Cesaro, ben ritornato come imprenditore. Salve. Questa volta, e quindi avrà modo di dire la sua. Salvatore Fratallone, avvocato penalista, indispensabile perché a questo punto noi ci riallacciamo a tantissimi fatti di cronaca, non da ultimo chi si difende in casa o nel proprio negozio, il gioielliere di Milano che ha ucciso un bandito in casa propria e vediamo che cosa dice la legge, cosa si può fare, cosa è bene fare, eccetera. Buonasera a tutti. Buonasera. Alain Luciani, assessore del Comune di Padova della Lega Nord, grazie anche a lei, e quindi rappresenta un po' le forze politiche, però anche un assessore che lavora in un comune che è un po' turbolento, insomma, dove è difficile sconfiggere queste benedette illegalità e insicurezza. Ciao. Allora, io direi di partire, Edison Mariva, da voi, e chiedo anche Baggio a entrambi, perché giornata della legalità, in realtà di legalità ce n'è ben poca a quanto risulta, e avete fatto un'indagine che fa spavento dai dati che sono emersi. Dividetevi voi i temi, le questioni, perché ci avete in mano la ricerca. Da buoni fratelli. Bravi. Beh, allora comincio io. La terza giornata della legalità per noi è un altro segnale importante. In quel giorno tutte le sedi regionali hanno fatto la loro declinazione locale su questo tema, anche alcune sedi provinciali come Padova per esempio,
collegati in linea diretta con Roma, dove c'erano 2 ministri nella nostra assemblea, Alfano e Orlando, che hanno sostenuto una tesi a cui noi crediamo, tant'è che abbiamo anche coniato uno slogan: legalità mi piace, perché o cambiamo approccio culturale al tema della legalità o diventa difficile. Anche le forze dell'ordine che per fortuna abbiamo e che sono efficienti, se non c'è una condivisione diffusa da parte del cliente consumatore, da parte del cittadino, diventa difficile per tutti operare in questo sistema. Noi con GFK Eurisco abbiamo fatto un'indagine di cui do solo 2 o 3 cifre, tanto per capire qual è il sentiment degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi italiani. Ecco, rispetto all'anno scorso la percezione di sicurezza per l'attività è, diciamo, peggiorata per oltre 1/3 di coloro che hanno risposto. 1/3 sono tanti, però. Sono tanti, perché poi se andiamo a vedere che cosa in particolare è peggiorato, beh, allora per quasi il 70% sono aumentati i furti. Quindi dice di aver esatto, avuto questa percezione. Ha la percezione che nel sistema economico in cui vive, nei colleghi, nel mondo dei furti, in effetti. Passavo l'altro giorno, facevo un giro in macchina qui vicino, nell'estero vicino, le inferriate al piano terra di là non ci sono, qui ci sono dappertutto le case. E quindi un motivo ci sarà. Io ho detto, è come Lima, quando sono stata a Lima tanti anni fa, avevo notato questo, c'era anche il Fino Spinato. Io ho detto, ci stiamo avvicinando a Lima, che era una capitale al tempo la più pericolosa al mondo. Ho detto, caspita, cioè, è vero. Le rapine per oltre la metà dei nostri sono aumentate. Poi la contraffazione, e questo è un tema che abbiamo sviluppato anche noi, ma su cui il vicepresidente dirà la sua, e ci sono 2 elementi chiave, che sono qual è l'iniziativa più efficace per la sicurezza dell'attività? Per quasi il 90% è introdurre la certezza della pena. Ah, eccola qua, la certezza della pena. È un tema trasversale questo... che riguarda la legalità in senso generale, e che purtroppo in Italia non c'è. Tant'è che il prefetto Cuttaia, che è venuto alla nostra assemblea a Venezia, ha fatto un altro passaggio importante, ha detto le leggi, l'ha detto lui, quindi lo Stato sul territorio, le leggi devono essere più chiare e ci devono essere meno deroghe. Ecco, noi abbiamo una legislazione italiana in cui non c'è chiarezza e ci sono tante deroghe, ci sono tanti regimi agevolati, tante attività che lavorano borderline e che non riusciamo a controllare. Dopo lo torneremo su, insomma. Ecco, non me ne vorrò, ho preso appunti. Spero che sia della stessa idea. E diciamo la percezione che si sconti la pena, che non si sconti la pena, è addirittura superiore. Il 95% è convinto che in Italia le pene non ci siano, non si applichino. E i nostri operatori dicevano anni fa, le leggi si applicano ai nemici e si spiegano agli amici. Detto tutto, mi chiudo. Sì, ma quando parla di certezza della pena, e lei parlava adesso del fatto che poi le pene non si scontano, quindi lei ritiene che sia la stessa cosa l'esecuzione della pena? No, diciamo la certezza della pena è antecedente al reato. Lo sconto della pena è successivo al reato. Entrambe le condizioni per i commercianti intervistati. Secondo lei è più importante intervenire sulla certezza della pena o sull'esecuzione? La prevenzione. Cioè l'approccio culturale, anche questo, deve essere sicuro che chi commette un reato in Italia lo paga. E questa percezione non c'è, o perlomeno è molto, molto sfumata. E questo, diciamo, non aiuta i comportamenti legali. Anche quelli legali più deboli, cioè non sto parlando solo della grande criminalità. Poi l'avvocato penalista spiegherà meglio, lei parla della minaccia, lei sta parlando della minaccia della pena. No, ma guarda Luigi, abbiamo dopo un'intervista, l'anticipo già, a Vittorio Borracetti, ex procuratore capo di Venezia, magistrato, che ci parla proprio di questo, per cui dopo avremo il magistrato che ce la spiega, però è interessante capire già da tutti voi, nel primo giro, che cosa ognuno ha il sentiment che sia sta benedetta pena che a casa quando si parla poi di certezza della pena ognuno si fa una propria idea. Esatto, infatti vediamo, dopo sentiamo cosa dice un magistrato, che è colui che di fatto poi la va ad applicare con grande godimento magari di un avvocato oppure no, o di un imprenditore che coinvolge. La certezza della pena è legata anche al tempo in cui si sconta, perché prima che la magistratura decida ci vuole qualche... I tempi di giudizio. Esatto. Ecco, sappiamo anche quali sono i motivi e sono abbastanza complessi, per l'amor di Dio, non è che possiamo risolvere tutto con una trasmissione televisiva.
Questo però è il clima in cui il nostro paese si muove, purtroppo. Presidente. Mi collego a quello che diceva il collega di fatto legalità ci piace, quindi lo slogan che abbiamo coniato, ma non è che siamo arrivati adesso. Noi con tutte quante le forze dell'ordine abbiamo collaborato già dal passato, quindi non è una cosa nuova, siamo più vicini a loro. La settimana scorsa abbiamo fatto un incontro sia qua a Padova con il commissario della polizia, poi con il comandante della Guardia della Finanza, con il comandante dei Vigili del Fuoco e con il comandante dei Carabinieri. E questa è voluta da noi per riuscire a coordinare un qualcosa di concreto, perché per quello che ci riguarda siamo i primi attori che siamo in prima linea su queste cose qua. Andiamo a subire, dobbiamo subire, non possiamo reagire, e qua voglio dar manforte alle forze dell'ordine che a noi siamo vicini a loro perché ci rimettiamo nei loro panni, non hanno la possibilità di compiere il loro lavoro e come tutti noi del resto e di sapere che alla fine la cosa che hanno fatto va a finire là, perché poi ci dicono guardate che ci ritroviamo, e qua apro un discorso che potrebbe essere la magistratura che prende in mano il discorso della pena certa, perché se la persona mi va dentro e il giorno dopo ce la troviamo in strada, penso che sia una cosa che non piace a nessuno, è quasi una beffa. Più che della legalità, che poi lascio agli altri signori, io mi sono soffermato su dei dati drammatici. Quali sono? Perché è il profilo del consumatore illegale. E qua diciamo tante volte... Quindi chi è che acquista? Questi? Qua diciamo tante volte molto probabilmente è la persona che non ha ben chiaro cosa va a acquistare. No signori, abbiamo il 19,6% sono laureati, il 40% alla media superiore, media inferiore al 32%, altri non hanno titolo. Quindi, e soprattutto sono coscienti che acquistano prodotti che sono contraffatti. A prescindere da quello che potrebbe essere il danno economico che poi andiamo a vedere, qua stiamo parlando di danno della salute, danno proprio della salute. Il messaggio che noi dobbiamo far passare è questo qua: guardate che state acquistando prodotti che fanno male a voi stessi, ai vostri figli, ai vostri familiari. Abbiamo fatto che stanno ammazzando l'economia, continuano a ammazzare l'economia. L'economia, ho detto, dividiamo secondo me le cose in due fasce. Sì, per carità. L'economia è una cosa, parliamo del prodotto. Ho visto che qualche dato, la sensibilità è cambiata nel mondo alimentare. Noi diciamo il negozio nostro è la persona che ci mette la faccia, ti dà un prodotto garantito. Andare a acquistare prodotti, noi abbiamo fatto una guerra anche con il nostro centro qua in Grosso Cina, via dicendo, ma supportato dalle forze dell'ordine, e ogni volta riscontriamo che abbiamo prodotti che sono dannosi, pericolosi alla salute. Beh, notizie anche di oggi, ma è questa. Quindi quando si tratta, vado ad acquistare qualcosa che costa meno. Io parto da un presupposto, un prodotto, fascia di prezzi può essere più, meno, alto in base alle proprie esigenze. Io porto sempre l'esempio nel mondo automobilistico: dobbiamo fare la strada, puoi prendere una macchina che costa 10.000 euro, ne puoi prendere quella che costa 100.000 euro, ma prendi un prodotto di qualità. Vi siete domandati come mai queste persone vengono spinte ad acquistare nonostante siano consapevoli? Ci siamo chiesti, per spendere meno, secondo me. L'indagine è stata fatta, sì, spendere meno, ma a fronte di che spendere meno? L'impressione di spendere meno. L'impressione di spendere meno, ma non sai quello che hai acquistato, i danni che ti può procurare. Tra l'altro, uno dei temi che tra l'altro io mi scontro sempre con il cittadino che mi dice: ma com'è che se un bar non fa uno scontrino fiscale una o due volte poi lo chiudono e hanno comunque, e questi all'Ingrosso Cina ad esempio sequestrano continuamente, non senti mai di chiusure, voglio dire, di questi interventi anche su queste cose qua il cittadino, anche l'imprenditore italiano si sente un po' discriminato, perché dice: se io vado fuori posto anche solo di un attimo mi piombano addosso, c'è anche questa percezione, no? E invece vedono che quotidianamente, me lo dicono, me lo scrivono continuamente i cittadini, e sequestrano una volta, e sequestrano due, e prodotti pericolosi per l'infanzia, per i bambini, per gli adulti, e non si vede mai però poi una reazione forte dello Stato che dice: questa magari è una sensazione addirittura anche la mia distorta, ma a voi risulta che abbiano mai chiuso uno di questi posti a titolo precauzionale? No, sequestrano,
Per carità, notiziona, bravi, bravissimi, però poi questi posti chiudono definitivamente Scusami, o no? sai come si comporta questa gente? Questo mi cambia partita IVA magari dopo un anno. Noi abbiamo, dicevo prima, ci mettiamo la faccia, ma abbiamo commercianti che sono una vita, che sono dichiarati, pagano le tasse, pagano tutto. Se hai un problema vengo a trovarti, ti faccio studi di settore, vedere se non mi fai uno scontrino Sì, ma faccio... lo capisco, ma è anche questi giusto. vengono qua, conosco il problema, vengono qua, fanno quello che devono fare, cambiano ragione sociale, intestano, non diciamo per discriminare il cinese, questo e quello, qualsiasi che sei qua in Italia, rispetti le nostre regole, se tu mi fai questa cosa, dopo un anno mi cambi partita, dov'è che andiamo a trovarlo? Cambiano, non li vedi, ma nel frattempo che danni hai fatto al territorio? Questo è il tema. Questo poi è economico, ma io tema. ripeto, è quello che volevo, la sensibilità di quello che voglio trasmettere questa sera, e ai consumatori, prima di acquistare un prodotto che non sanno la provenienza o comunque sanno di acquistare un prodotto illegale, attenti perché fate un danno a voi stessi. Posso fare una provocazione, Presidente? Ma quindi lei ritiene che tutti i prodotti che vengono venduti dai commercianti, diciamo quelli tradizionali nostri, siano tutti sani per la salute? Mi risponda. Beh, stiamo parlando di legalità in questo caso qua. Legalità vuol dire che se tu vai su un negozio e prendi un prodotto... Quindi questo prescinde dal negoziante straniero in generale. Logico. Ecco, no. Poi non è che mi voglio nascondere, se un negoziante truffaldino, quello è un altro discorso, ma stiamo parlando di persone... Sì, in generale bisognerebbe ci fosse un'attenzione all'acquisto. Di quanti anni stiamo parlando di questa cosa? Di un decennio, qualcosa? Prima, se c'era qualcosa che non andava, ritornavi dai negozianti che ti avevano... Adesso non lo trovi più. È quello. Nicola Rossi, voi tra l'altro siete andati anche oltre perché avete lamentato situazioni che vanno al paradosso, no? Tra l'altro, solo in senso stretto sul territorio. Sulla questione legalità, sicurezza, credo che abbiamo una storia ormai decennale. Però sicurezza in modo particolare? In modo particolare sicurezza, perché abbiamo cominciato a sollevare il problema quando ancora forse non era come dire, tanto sentito, almeno nella popolazione civile, mentre i nostri già lo accusavano, era il 2000, cioè ancora non c'era come dire, questo sentore di non tranquillità, mentre i nostri, che sono dei sensori, commercianti sono dei sensori sul territorio, era inevitabilmente, perché sono come dire, di frontiera, diciamo noi. Era il 2001 e ci compare un dato strano, noi facciamo delle interviste periodiche semestrali e una verifica poi l'abbiamo sempre più ingrandita, oggi abbiamo qualcosa come 30 commercianti che segnalano quello che succede sui vari territori. Bene, nel 2001, noi fino a quell'anno, il primo problema in testa era la fiscalità, la grande distribuzione, la sicurezza no. Mai sentito parlare di sicurezza in maniera così forte? Bene, comincia a comparire immediatamente ai primi posti il problema sicurezza, al che ci siamo chiesti cosa succede e in effetti da lì in poi è stato un crescendo non solo nella sensazione di insicurezza, ma nella insicurezza di fatto, tant'è che se noi prendiamo i nostri dati, noi abbiamo cominciato a monitorare proprio in quegli anni il numero dei reati, abbiamo avuto un trend crescente, costante, continuo, con delle pause in alcuni anni, però il trend è stato sempre crescente. Noi monitoriamo i reati verso il mondo dell'impresa, non il cittadino, attenzione, i nostri dati non danno questo risultato, ma la monitorizzazione, la verifica è solo sui dati verso... Bene, la crescita è stata sempre costante. Stranamente ci troviamo il primo semestre 2015 rispetto al primo semestre 2014 ha dato una curva invece discendente per alcuni reati. Soprattutto le rapine, soprattutto nella provincia di Padova. Quindi c'è stato un leggero miglioramento? C'è stato un leggero miglioramento, ma perché complessivamente... si sono concentrati nelle case dei cittadini. Sì, perché hanno cambiato obiettivo evidentemente, hanno cambiato obiettivo, però verso le imprese c'è stato un leggero calo, è la prima volta che succede, primo semestre 2015.
Questo non vuol dire niente, aspettiamo di vedere le evoluzioni chiaramente. Certo è che la sensazione però, questi sono i numeri, i dati, la sensazione è un po' diversa, la sensazione è di non tranquillità, ma per questi motivi, certezza della pena, certezza del diritto, perché ci dimentichiamo che il problema sta nel diritto, perché quando le forze dell'ordine con grande come dire, attività, caparbietà e senso del dovere riescono a prevenire o a reprimere, quindi arrestare, il problema magari su segnalazione pure dei cittadini o dei commercianti spesso, magari il giorno dopo 2 giorni, quello che è stato segnalato ti passa davanti al negozio e ti saluta, guarda che sono qua. Allora, e non è terribile da un punto di vista di umore. Le leggi, il vero nodo sono le leggi sono complesse, che necessitano di interpretazioni del ministro di turno. Insomma, il giudice che va a applicare le leggi molto spesso si trova in un ampio spettro di discrezionalità, anche di diversa interpretazione che molto spesso, e anzi anche a seguito di ulteriori leggi successive sulla responsabilità eccetera, applica magari il minimo del sindacale. Non va bene però. Presidente, non va bene. Volevo dire, lei per un attimo, poc'anzi ha detto che c'è stato, con intervallo di alcuni periodi, c'è stato, dovuto a che cosa? C'è stato un calo? Verso il 2000, ma calo parliamo, cioè sì. Anziché avere una curva crescente, caso, si è fermata. No, poi ha ripreso però. Riprende sempre. Quindi non c'era una motivazione diciamo, di lotta maggiore? Può essere che erano situazioni di flussi, non flussi, perché molto è legato purtroppo io dico non italiani, perché dire extracomunitari non vuol dire niente, perché tanti sono comunitari. Ai non italiani i flussi, i stessi flussi che stiamo vedendo in questo periodo alimentano, c'è poco da fare, è inutile che ci giriamo intorno. La contraffazione è un altro tema pesante. No, dopo ci torniamo su questo, infatti voglio andare in pubblicità rapidamente, facendo fare poi il giro a tutti quanti di parola, perché poi la contraffazione mi richiede un altro capitolo, volevo appunto introdurre quello delle rapine, perché tocca anche molto da vicino. Pubblicità, pochissimi secondi, poi siamo con voi.